Amici di Sportisti ed appassionati di calcio giovanile, ben trovati al centro sportivo Boncore di Palermo per la sfida tra FC Galilei e Fada Football Club, 16ª e terzultima giornata del girone B del campionato provinciale giovanissimi under 14, ovviamente per la provincia di Palermo, uno dei due raggruppamenti del capoluogo per quel che riguarda i ragazzi nati dopo il 1° gennaio 2009, partita che va a chiudere il programma di questo turno numero 16 di fronte alle squadre appaiate attualmente a quota 18 punti al 5° posto della classifica. Attualmente però il Galilei, per via della partita in meno, si trova davanti, almeno nella classifica che abbiamo davanti ai nostri occhi, rispetto al Fada. E da questa partita potrebbe venire fuori, in caso di vittoria dell'una o dell'altra squadra, la terza forza del girone, alle spalle dei dominatori dell'Academy Ribolla e del Sant'Ernesto, che attualmente è in seconda posizione a quota 22, quindi eventualmente la vittoria dell'una o dell'altra squadra porterebbe addirittura la vincente a -1 dal secondo posto. Ricordiamo che dalla seconda alla quinta piazza si giocano i playoff, mentre l'Academy Ribolla si è già assicurato da tempo l'accesso alle fasi finali della competizione. Ricordiamo anche che l'FC Galileo è una delle poche squadre a non aver ancora, una delle poche ad aver osservato il turno di riposo. Comincia la partita subito col primo pallone giocato in avanti dal Fada, con questa giocata adesso difensiva da parte del Galileo. A breve anche la lettura delle formazioni, ma prima questa prima uscita, palla al piede da parte del Galilei, con Catanzaro servizio a destra su Ferrera, chiuso con l'intervento di Dinoto. C'è l'avanzata da parte di Ingrassia per il Fada, palla lunga raccolta da Radicelli, che è il portiere del Galilei. A questo punto procediamo direttamente con la lettura di tutti gli effettivi a disposizione di mister Giovanni Oddo, che schiera con il 2 Barone, con il 3 Brusca, col 4 Saladino, col 5 Baroncini, col 6 Lo Cicero, col 7 Schimmenti, con l'8 Cascio, con il 10 Rubino, con l'11 Livecchi, col 13 Ferrera, col 14 Catanzaro e col 15 Maddaloni. Intanto attenzione a questa avanzata con la conclusione debole da parte di Lo Cicero, che si perde fuori. Formazione del Fada Football Club con in porta Meli, poi ordine numerico con il 2 Bargione, con il 3 Dinoto, con il 4 il capitano Fascella, con il 5 Benigno, con il 6 Alaimo, con il 7 La Cara, con l'8 Raffadale, con il 9 D'Amico, con il 10 Corea, con l'11 Ingrassia, a disposizione di mister Cristian Giacalone, che porta con sé in panchina il secondo portiere Trinca, poi Brusà, Rizzuto, Ribaudo, Petrone, Guarino, La Barbera e Tarantino. Attacca adesso il Fada con questa giocata al limite dell'area di rigore di D'Amico, fermato. Si ripartirà dal calcio di punizione in favore del Galilei. Ricordo ovviamente, voi che siete abituati a seguirci ormai, a seguire diverse nostre gare tutte per l'Academy Ribolla, ma anche per il Fado ormai da un paio di settimane, 2 frazioni da 35 minuti ciascuna, come consuetudine delle categorie, delle fasce d'età riservate alla categoria giovanissimi. Qui intanto la giocata di Cascio, che però non trova compagno, allora fallo laterale in favore del Fada con Bargione. Con la rincorsa poi lancia in avanti, cerca di addomesticare il pallone, ci riesce molto bene D'Amico, che cerca anche di avanzare palla al piede. D'Amico contrastato, ancora corre, palla al piede del numero 9 del Fada, la palla però è uscita, sarà fallo laterale in favore del Galilei. Gioca sul campo delle
dell'FC Galilei, che è anche il terreno di gioco, come ben sapete, sempre in base a quanto vi abbiamo mostrato in questa stagione, terreno di gioco delle gare interne del Monreale per quanto riguarda la categoria Juniores. Intanto conclusione tentata da Corea, autore di un gran gol nell'ultima gara interna disputata dal Fada, vinta al Cingallegra contro il Buonpastore, e aperta in termini di marcature proprio al numero 10, che 10 ce l'ho anche come anno di età, visto che è nato nel 2010, uno dei più giovani in campo, ma anche uno di quelli strutturati meglio a livello fisico, oltre ad essere ben dotato a livello tecnico. Intanto si riparte ancora dal fondo, come già detto in fase di presentazione della sfida. Questa è la terzultima giornata del girone, mentre attacca il Galilei con questa avanzata col break centrale da parte di Catanzaro, fermato, poi la palla arriva dalle parti di Cascio, deviazione, ma si riparte dal fondo con una rimessa per il portiere Meli. Ricordo che la prossima settimana, anzi in realtà più che altro il prossimo weekend della prossima settimana, si gioca già da tra 4 giorni, 11 marzo, servirà un turno di riposo il Fada, mentre il Galilei sarà ospite della Vis Palermo. Infine il 25 marzo, ultima giornata, con il Fada che sarà impegnato sul campo del Gonzaga al centro sportivo Panormus, e infine il Galilei chiuderà il girone in quello che potrebbe essere uno scontro diretto per la seconda posizione, anche in base a come andrà questa partita, che si gioca proprio contro il Sant'Ernesto. Qui intanto la palla lunga, troppo lunga però per la Cara. Ricordiamo che oltre alla gara tra Gonzaga e Fada potrete seguire sul canale YouTube di Sportisili, sempre a proposito di ultima giornata, anche quella tra Buonpastore e Academy Ribolla. Si giocherà con ogni probabilità al centro sportivo Pietro Pisani di Palermo, mentre prima, l'11 marzo, potrete seguire sabato, appunto 11 marzo alle ore 18, proprio dal Pisani, la sfida tra Academy Ribolla e CUS Palermo squadra B. Tutti incontri visibili in diretta integrale ed esclusiva sul canale YouTube di Sportisili. Qui intanto la conclusione piazzata da Ingrassia, che impegna Radicelli. Ci freggiamo ovviamente della fiducia che ci hanno dato Academy Ribolla e Fada in questa stagione, naturalmente con l'apertura anche a nuove squadre. Intanto l'invito, a vedere se state guardando, è quello di iscrivervi al canale YouTube di Sportisili e anche seguirci sui nostri canali social, ovvero Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, oltre ovviamente a tenervi aggiornati sullo sport siciliano a 360 gradi sul nostro sito www.sportisili.it. Tanto Corea prova a liberarsi, palla lunga a cercare D'Amico, troppo lunga però, l'uscita di Radicelli e Fada che sta cercando di fare la partita. Ancora pallone giocato in avanti, chiude Fascella, poi rientra da fuori gioco D'Amico, rientra troppo tardi, calcio di punizione per il Galilei con il capitano Saladino. Battuta, il controllo, poi gioca in avanti Rubino, chiude in qualche modo Benigno, rimessa laterale per il Galilei che si affaccia all'improvviso in avanti. La rimessa che può anche andare a cercare l'area di rigore con il
pallone che arriva in area, non riesce a controllare Catanzaro, che poi ritrova la palla, passa dal centro, c'è l'intercetto però, la palla spazzata via da Alaimo, che riprende i gradi da titolare rispetto all'ultima gara. Qui intanto attenzione, fuori gioco, Schimmenti. Altra palla recuperata, ancora col cross di Rubino, altro fallo laterale per il Galilei che sta cercando di venire fuori in questi ultimi 2 minuti. Rimessa da ripetere però, cambio rimessa. Intanto rovescia Coreo, almeno ci prova, la palla cade alle parti di Cascio, conclusione, blocca a terra Meli. Battuta lunga da parte di Di Noto, poi Corea riesce ad anticipare l'avversario e si lancia in avanti, il 10 del Fada che lancia verso D'Amico, posizione regolare, passò però bene il pallone, Radicelli. Pallone recuperato ancora da Corea, cerca ancora la palla filtrante ma viene fermato, allora Schimmenti crea i presupposti per una nuova azione d'attacco del Galilei con il lancio in avanti, Fascella prova a proteggere ma viene anticipato da Cascio, poi bravo il capitano del Fada a recuperare palla e a lanciare in avanti, colpo di testa di Rubino direttamente in fallo laterale. Rimessa per Bargione, pallone allontanato da Rubino, poi Corea, finta di corpo a prendere il momento dei compagni, serve profondità questa palla per Ingrassia che corre meglio rispetto a Maddaloni, poi torna su di lui il numero 15 del Galilei che concede solo fallo laterale a Mirko Ingrassia, giocatore che può giocare a tutta fascia. Scorsa settimana contro il Bonpastore giocato da terzino, intanto conclusione di Corea, palla sulla traversa, passa sempre dai suoi piedi la produzione offensiva del Fada, ha sfiorato il jolly pescato contro il Bonpastore, questa volta è il legno orizzontale a dirgli di no. Intanto l'anticipo da parte di Noto, pallone lungo dalle parti di Benigno, Rubino lancia in avanti, sono in 2 del Galilei a cercare di attaccare il pallone, conclusione tentata da Catanzaro, ribattuta, ricicla però il pallone Schimmenti che però sbaglia. Messa per il Fada, D'Amico, lancio in avanti per cercare di premiare la corsa di Lacara, anticipato, Lacara cerca di giocarla e comunque rimessa per il Fada. Rimessa che viene affidata alle mani di Bargione, Corea, spalla alla porta ma c'è cambio rimessa. Tutto questo quando sono già trascorsi quasi 12 minuti. Il punteggio non cambia, una palla gol per parte, una conclusione dalla distanza abbastanza pericolosa quella di Cascio, decisamente più pericolosa quella di Corea che qui serve D'Amico, non gli riesce l'aggancio, blocca in uscita Radicelli, poi Ferrera, stoppato il suo lancio dal solito Alaimo che oggi riprende il suo posto in mediana, contro il Bonpastore gli era stato preferito almeno dal primo minuto la Barbera. Questa formazione pressoché confermata con Ribaudo che si è andato a sedere in panchina per far sì che tornasse Di Noto a presidiare la fascia sinistra di difesa con Ingrassia davanti a sé. Il fallo laterale proprio
Ingrassia di testa a far valere la sua stazza, mette in fallo laterale, altra rimessa, questa volta per Filippo Maddaloni. Bravo col petto Benigno, poi alza uno strano campanile che finisce direttamente in aria, c'è l'uscita di Meli, dopo il colpo di testa di Cascio, il lancio di Meli, aggancia D'Amico che mette giù un buon pallone, la Cara prova a sgusciare via, salta un avversario, ancora la Cara, cerca di convergere, gli avversari diventano due, sono troppi anche per lui. Galilei che cerca di disimpegnare con Brusca, poi viene incontro Rubino, palla in avanti, Cascio viene fermato, però ancora il pallone tra i piedi, il numero 8 del Galilei che si spinge in avanti, percussione sul lato sinistro di Cascio che guarda anche la porta, poi decide di mettere in mezzo uno strano pallone, colpo di testa sopra la traversa da parte di Schimmenti. Arrivano le indicazioni da parte di Mister Odd, una vera istituzione non solo dalle parti del Boncore, ma il calcio del Mitano in generale, uno dei vertici, uno dei pilastri del Monreale, soprattutto fino a quando la società ha mantenuto il proprio impegno nel calcio dilettantistico. Poi scelta quest'anno, dopo un'annata difficile, quella scorsa, di investire totalmente nel calcio giovanile. Intanto attenzione a questo inserimento di Cascio che batte Meli, sblocca la partita. La rete di Cascio che dunque porta in vantaggio il Galilei quando siamo giunti quasi allo scadere del quarto d'ora. Percussione vincente questa volta da parte di Flavio Cascio che dunque porta il Galilei in vantaggio. Bravo Piscio! E dunque cambia il parziale al Boncore, sono i padroni di casa a poter festeggiare dopo anche aver rischiato qualcosa, va detto, con la traversa colpita da Mattia Corea qualche minuto fa. Poi invece inserimento con i tempi giusti da parte di Flavio Cascio. Corea prova a mettersi la squadra sulle spalle, qui però esagera, e allora ancora Cascio sulle ali dell'entusiasmo del gol appena segnato. Sempre Cascio, l'inserimento per la palla sulla destra con il cross che arriva, Meli in uscita con i tempi giusti ad anticipare lo Cicero, batte lungo Meli, cerca D'Amico che aggancia, D'Amico prova a buttarsi in mezzo a due, poi arriva anche la Cara, fa scudo Brusca per l'uscita da parte di Radicelli che la gioca con i piedi non senza brividi. Ferrera prova a passare su Corea che lo ferma, ancora Corea, poi c'è il tocco, anticipo però ai danni di Raffadale. Di Noto, spalla alla porta, non vuole rischiare, alza il campanile di testa, gancio che non riesce poi a Ingrassia, allora cerca di ripartire il Galilei. Bravo Fla. In questa avanzata ancora di Cascio per due centrali, sempre Cascio, perde l'ultimo rimpallo, la palla ce l'ha ancora il numero 8 del Galilei, servizio centrale per lo Cicero che calcia, pallone fuori. Meli gioca corto su Benigno, la battuta del centrale del Fada, colpo di testa di Lo Cicero, poi anticipa Raffadale che rimane anche contuso, continua a giocare anche perché la palla ce l'ha D'Amico, avanza, tocco per la Cara che è costretta a inseguire la sfera, ancora la Cara, prova a puntare, viene fermato in calcio d'angolo da Saladino e dunque opportunità dalla bandierina per i ragazzi di Mister Giacalone, costretti a inseguire quando siamo quasi a metà del primo tempo, 17 minuti 20 secondi. Il punteggio che da un paio di minuti sorride all'FC Galilei. C'è la battuta dalla bandierina con la palla sul primo palo, la gira D'Amico e per poco non trova il pari. Grande giocata, grande volée da puntero di razza
per il numero 9 del Fada, che sfiora il pareggio. Qui totalmente fermo, ma al tempo stesso totalmente incolpevole in caso Radicelli, che ha trovato una grande soluzione. Ottimo attacco al primo palo di Rosario D'Amico. Recupera palla per un attimo Corea, poi Rubino, Lungolini a cercare la corsa, la palla che non viene tenuta in gioco da Catanzaro. Sarà fallo laterale per il Fada. Bargione cercare ma non a trovare la cara, poi subentra Rubino, fermato da Corea, si gioca Cascio, palleggio, ancora Corea su di lui, cerca ancora la giocata sulla destra di Ferrera, fermato da Di Noto che non può evitare il fallo laterale. Allora si rimane di qua, si rimane con il Galilei in attacco. La giocata sulla destra, non c'è fallo ai danni di Schimmenti. Ingrassia può prendere campo, palla al piede del numero 11 del Fada. Ora Ingrassia sull'out di sinistra, fermato da Maddaloni. Rimessa Fada, zona d'attacco, quando siamo entrati nel 20° minuto di gioco. C'è una rimessa per Di Noto. Alaimon la tocca in fallo laterale lo Cicero, si rimane da quelle parti per un'altra rimessa con le mani per la squadra di Giacalone. Prova a ripartire il Galilei con questa palla lunga. Cascio cerca il controllo, viene fermato da Fascella. Testa che non trova rifornimenti per il Fada, che ora cerca di uscire ma perde palla Corea. E allora attenzione all'avanzata, fallo di mano sì di Bargione. Mangia 4 uomini in barriera Meli. Uomini in barriera, conta i passi lo Cicero. Ventunesimo che sta per scadere, direttore di gara che prova a porre fine alle scaramucce tra Saladino e Benigno. Si allontana lo Cicero e allora sarà Cascio a calciare. Il fischio dell'arbitro, la battuta di Cascio che scavalca la barriera. Conclusione larga da parte dell'autore del gol, è arrivato quasi 7 minuti fa, che sta decidendo la partita. Allora può andare a rinvio Meli. Ingrassia, controlla in qualche modo, poi incespica, colpisce di testa, favorisce l'intervento di Ferrera. Poi Catanzaro cerca di aprirla ancora per Ferrera, sbaglia la misura. Allora fallo laterale per il Fada con Di Noto, prolunga Ingrassia. D'Amico cerca di partire, palla al piede, lo fermano. Ingrassia con questa giocata lunga a cercare la cara. C'è fallo però. Attenzione per il Galilei. Lo Cicero che scambia con Saladino. Rischiano qualcosa nella gestione del pallone, anche Baroncini subentra. Ancora Saladino. Brusca. Passaggio in avanti, l'anticipo di Corea che prova a dribblare un avversario, ci riesce, non passa sul secondo. Gli calcia addosso e allora rimessa Galilei.
Alain, forse con troppa fretta la gioca male. Baroncini, trollo di Catanzaro, poi dribbling di Schimmenti. Ancora Schimmenti, si muove davanti a lui Rubino, la palla è proprio per il numero 10, fermato da Bargione, costretto a concedere calcio d'angolo. Il numero 2 del Fada, dunque tiro dalla bandierina, il primo, anzi no, fallo laterale. C'è l'inserimento di Catanzaro, chiuso bene da Corea. E allora andrà dal fondo Meli. Calcia non troppo lungo il portiere del Fada, poi Alaimo. Ingrassia, la tiene in campo. Di Noto per Alaimo. Sbagliato per il tocco, allora Schimmenti. Accusato il colpo del gol subito il Fada, che non è più riuscito a costruire nulla di buono nella metà campo avversaria. Netto della gran giocata su palla inattiva di D'Amico. Manca un po' la costanza nella costruzione che stava venendo fuori, soprattutto nella primissima fase della partita, che ha portato tra l'altro alla traversa colpita da Corea. Qui intanto palla in avanti per la corsa di Ingrassia. Ingrassia corre, calcia! Scheggia la traversa Ingrassia, secondo legno per così dire, colpito dal Fada in quasi 25 minuti dopo la traversa piena di Corea, quella scheggiata da Ingrassia. E Fada che all'improvviso, ho appena detto che mancava la produzione offensiva che sarà vista nei primi minuti, ed eccola questa volta sull'altro out con Di Noto e Ingrassia. Arrivano anche gli applausi dalla panchina di mister Giacalone, poi le vede sicuramente una prima traccia di reazione sul piano del gioco dei suoi ragazzi. Saladino, battuta lunga a cercare la corsa da parte di Catanzaro, che vince il rimpallo. Il servizio per Rubino, che entra in area, incrocia col sinistro sopra la traversa. Rubino, gran tiro. Arrivano adesso le occasioni anche con una certa costanza da una parte e dall'altra. Il Galilei che torna a farsi sentire il mancino di Giulio Rubino. Qui altra palla recuperata, Casciò, anzi trattava di Catanzaro, che non è riuscito a gestire palla. Raffadale, sbaglia anche lui. Lo Cicero, Corea, ancora Lo Cicero, torna indietro la cara a cercare di gestirla, ma non lo gestisce bene. Poi torna sul pallone, un po' di confusione. Saladino, sbaglia anche lui. La cara passa per i centrali, altro tocco sbagliato del numero 7 del Fada. Schimmenti, spalle alla porta, scarica indietro su Brusca, poi scambio con Lo Cicero. Torna anche Rubino a dare una mano, cerca di girare palla, cerca di muovere anche gli avversari a vuoto il Galilei. Poi lancio in avanti per la corsa di Ferrera, il quale tiene la palla in campo, alla meglio però di Noto Benigno. Calcio lungo D'Amico, forse rientra in tempo al fuorigioco, no. Allora punizione la zona centrale del campo per il Galilei. Giro palla del Galilei con Brusca, che però non riesce a farla scorrere verso Rubino. Rimessa con ancora Rubino che interviene qualche metro più indietro. Con le mani Bargione. Corea, ma ancora sbaglia la rimessa il terzino destro del Fada. Rubino, poi passa Cascio, il tocco per la corsa di Catanzaro che è in area. Catanzaro la fa girare sopra la traversa, però
Benigno, Di Noto, Alaimo si gira, cerca compagnia a servire, poi scarta su Schimmenti e scambio con Ingrassia. Ancora passaggi prolungati tra il 6 e l'11, corsa di Ingrassia sulla sinistra, allunga la falcata, evita un avversario, poi passa dal centro, passaggio intercettato dove c'è Alaimo! Pareggio Fada ed è un capolavoro da parte di Alaimo che scavalca Radicelli, trova l'angolino sotto la traversa e a 6,5 dall'intervallo c'è il pareggio del Fada. Alaimo che aveva iniziato l'azione in quella serie di passaggi prolungati con Ingrassia, quella palla gli è arrivata sul destro, non ci ha pensato un attimo, palombella beffarda per Radicelli e pareggio dei ragazzi di Giacalone che incita i suoi giocatori a insistere e a mantenere alta l'attenzione e la pressione sugli avversari per cercare chissà anche qualcosa in più. Tanto riprende il gioco con Rubino, passaggio intercettato da Corea, di testa Baroncini, di testa per Affadale, poi prova a metterla giù senza successo Alaimo. Lo Cicero, fermato da Corea, allora prova a spingere la ripartenza il Fada con D'Amico, l'avanzata, tocco per la Cara in posizione regolare, ricorre alle spalle D'Amico, la Cara prende il centro, tocco per Corea, al limite sinistro di Corea sul fondo. Torna a impostare dalle retrovie il Galilei, colpito dalla botta, dalla distanza di Alaimo, adesso alla ricerca a sua volta della reazione che ha dovuto attutire il più possibile da parte degli avversari. Qui intanto la corsa di Ingrassia in fuorigioco, quando siamo entrati da qualche secondo negli ultimi 5 minuti del primo tempo. Mister Roddo che cerca di caricare i suoi, un po' scossi forse dalla rete realizzata da Andrea Alaimo. Battuta della punizione di Saladino, Cascio la controlla, ancora Cascio che corre sulla destra, lo ferma Benigno, angolo, adesso sì, primo tiro dalla bandierina della partita per il Galilei. Battuta corta con Schimmenti che propone rasoterra, chiude Fascello. Alaimo la allunga per la corsa di Ingrassia che sembra avere gamba oggi. D'Amico, la palla per Ingrassia, intercetta da ultimo uomo Baroncini. Contrasto fondamentale da parte del centrale che poi va ancora in anticipo, anzi si tratta in questo caso di Maddaloni. Non cambia la sostanza perché c'è un fallo laterale in zona d'attacco per il fallo. Di Noto cerca Ingrassia, cerca anche Alaimo, colpito forse, si gioca. L'arbitro chiama l'intervento della panchina, arriva in prima persona mister Cristian Giacalone. Tutto ok per Andrea Alaimo per fortuna. Mancano 3 minuti, così nemmeno alla fine del primo tempo, da capire se ci sarà nel recupero prima che le squadre tornino negli spogliatoi. Può tornare in campo Alaimo, può tornare la parità numerica. Baroncini batte lungo, cerca Cascio. Cascio anticipa Benigno ma non riesce a superarlo. E allora Di Noto con le mani, Corea batte in avanti verso Ingrassia, passaggio sporcato ma c'è D'Amico che si gira. Alaimo cerca ancora Ingrassia, posizione regolare.
Ingrassia la protegge, poi prova ad arrivare ancora Laimo come in occasione del gol del pareggio, ma chiude bene in questo caso Ferrera, caduto male nel contrasto Ferrera. Arriva subito il soccorso al numero 13 del Galilei, che si è rialzato intanto, tutto ok per fortuna, sospiro di sollievo, e intanto arriva l'ammonizione per, se non ho visto male, il Raffadale. Anzi no. Giallo è per D'Amico. Tutto a posto! Dai, oh, dai, oh! Dicio! La battuta della punizione affidata a Saladino, colpo di testa di Corea. Poi il controllo alla ricerca di Rubino che stoppa col ginocchio Meli in uscita. Poi cenno di intesa tra il portiere del Fada e il 10 del Galilei. L'invio di Meli con già il secondo avvertimento per Cascio nel concedere la distanza all'estremo difensore per effettuare il rinvio. Colpo di testa di Ingrassia, D'Amico insegue il pallone, Baroncini anticipa e mette in calcio d'angolo. Secondo tiro dalla bandierina per il Fada, quando siamo già 30 secondi oltre la fine dello scadere del 35esimo. C'è questo calcio d'angolo con la palla che spiove, prolunga Saladino. Ingrassia, il controllo per la palla esce. Rimessa con le mani per il Galilei. Con Brusca che la effettua. E l'arbitro che dice che può bastare per il primo tempo. 1-1 tra FC Galilei e Fada Football Club. Aveva sbloccato il punteggio Cascio per il Galilei poco prima del quarto d'ora, poi il pareggio. Grande conclusione da parte di Alaimo, anche due legni da segnalare per il Fada, uno colpito da Corea, l'altro colpito da Ingrassia. Comunque primo tempo molto piacevole, al quale farà seguito il secondo tempo. Vedremo da qualche minuto qui dal centro sportivo Moncore di Palermo. Intanto alcune immagini dai campi targati sportistici, ovviamente restate con noi. Sicuramente che potrà, senza nulla togliere al team calcio, confermare un po' quelle che sono le aspettative iniziali da parte della Fincantieri. Sanno di avere i mezzi giusti, ma capita di sbagliare qui, ad esempio, perché ottima la conclusione di Tantillo, che dopo uno slalom prova saltarlo, è stato costretto al fallo. E qui attenzione il cross e poi due volte la traversa, ancora Perez, poi ci prova ancora e c'è il gol, ma c'è fuori gioco secondo l'arbitro, ha segnato Cernigliaro. E qui la difesa si è fatta trovare un pochino scoperta. Tutto legale qui, occhio perché è scappato. Ottima qui la giocata in mezzo a cercare proprio Cilio, lo stop è buono, ancora Cilio in aria, ci prova un po'
scordinato, arriva sul tiro, ma Cottone in calcio d'angolo per la ripartenza. Ancora una volta Catanzaro qui riesce a fare buona guardia da Scurato, si continua. Scurato, è ottima la palla dentro per Cilio. Cilio con l'esterno, non è riuscito a chiudere il pallone. Si rinnova il duello tra numeri 10. Ok, adesso prova a cercare una luce. Qui il pallone dentro, è Scurato che la controlla, ma non riesce. Ancora una volta Fincantieri vicinissimo anche qui al vantaggio. Ancora Catanzaro prova la giocata, si gioca sempre il cerchio di centrocampo. Buono il taglio dentro, ancora una volta la palla è buona, è tutto regolare. E il gol di Scurato che leva un pochino i timori da questa partita. 1-0 in testa in questo momento proprio la Panormus. E qui c'è provato Mistretta, inizialmente non tanto soddisfatto il mister. Qui occhio, il pallone dentro ancora una volta per Scurato che prova, e poi Cilio davanti la porta. Cristian Cilio fa 2-0. Dove non c'è però nessuno, ma guadagna di nuovo la rimessa laterale. Si gioca proprio in un fazzoletto di campo. Allora il pallone per Catanzaro che prova di prima a cercare proprio la giocata. Incredibile, il gol al volo è stato proprio col numero 7 Viviano a chiudere questo. Non c'è fuorigioco secondo l'arbitro, non riesce a stoppare. Poi sì, ancora Viviano, si gira il pallone dentro. Occhio perché sono in due Catanzaro, ostacolando forse da Cilio. Per questi ragazzi che fin qui hanno fatto veramente una grande partita. E occhio, il pallone giocato con l'esterno ancora. Scafidi ci ha provato 2 volte. Ricordiamo, in calcio fin qui sta giocando veramente un'ottima gara, e qui ci prova al volo. È stato proprio Patrizio col numero 10. Viviano trattenuto anche per la maglia. Il pallone diventa buono. Occhio perché adesso sono 2. Il pallone dentro, non riesce ancora una volta a chiudere. Viene anche un po' meno la voglia di giocare, ma finisce così, finisce 3-0. Allungano ancora una volta. Si prospetta un finale di campionato veramente intenso, quello della Fincantieri, che allunga sulle sue inseguitrici. La Don Carlo Misilmeri cerca nuovi punti per avvicinarsi alle primissime posizioni del girone A di eccellenza, ma di fronte c'è un Resultana San Lorenzo che a propria volta ha bisogno di punti per evitare la beffa della retrocessione, del ritorno in promozione. Tanti ex da una parte e dall'altra, fischio d'inizio affidato al signor Lamalfa di Palermo per una sfida che entra subito nel vivo, come stiamo per vedere. Passano infatti una trentina di secondi. C'è la prima scorribanda di Raimondo Lucera che arriva sul fondo, viene messo giù, direttore di gara non ha dubbi, calcio di rigore in favore della Don Carlo Misilmeri. Dal dischetto si presenta proprio l'ex giocatore del Palermo che sfida compagno, lo spiazza con il destro e dopo 1 minuto e 35 secondi di gioco cambia subito il punteggio al Giovanni Aloisio di Misilmeri, sblocca la partita la Don Carlo Misilmeri. L'abbraccio tra Raimondo Lucera e il direttore sportivo Aurelio Lobianco. Poi c'è una palla non gestita bene dalla Don Carlo in cespica. Giuliano lo va a fermare Corsino che si invola, un 3 contro 1, ma la palla è sbagliata per Maniscalchi che non riesce nel tap-in a tu per tu con Marino. Poi calcio di punizione per la Don Carlo Misilmeri con la volée di Giuliano, blocca senza grossi problemi Nanni Compagno. Veniamo al 18esimo, calcio di punizione. Sulla palla c'è proprio Ferdinando Maniscalchi, la palla messa bene col sinistro, c'è una deviazione decisiva a negare il tap-in sul secondo palo a Giovenco. Poi bella palla recuperata da Lonigro che innesca la ripartenza di Raimondo Lucera, va a sfidare Corsino. Raimondo Lucera ancora serie di finte, dribble il numero 7 avversario e poi col sinistro impegna Compagno, ma la palla va comunque dentro. 18 minuti, quasi 19 sul cronometro, 2-0 per la Don Carlo Misilmeri, doppietta per Raimondo Lucera che dunque festeggia così la conferma nell'11 di partenza tra le fila della Don Carlo Misilmeri. Poi a metà del primo tempo c'è questo calcio di punizione, la sponda al centro e non riesce a trasformare Santoro.
ma pochi secondi dopo, palla recuperata dalla Don Carlo, ancora si invola Lucera a tu per tu con Compagno, ci sarebbero un paio di compagni liberi al centro, ma non c'è il tempo di servirli, bravo Compagno con l'uscita a valanga, 26:30, Manfred recupera una bella palla, poi calcia con il destro, e questo è un gol capolavoro di Vincenzo Manfred, ancora a bersaglio in casa, il caprone, il numero 7 biancorosso, che porta a 3 le reti della Don Carlo Misilmeri, partita praticamente in ghiaccio per la squadra di mister Salvatore Aronica, ancora l'abbraccio con i compagni in panchina per il cannoniere della Don Carlo Misilmeri che non si ferma, 28 minuti e mezzo, Fricano serve al centro, prova a servire Sino, poi c'è il tentativo bloccato dalla difesa del Resuttana San Lorenzo, un po' in difficoltà, alla fine risolve in qualche modo con la palla che finisce fuori dalla linea di fondo. Ultimi minuti di primo tempo tutti appannaggio della squadra nerorosa con la carica suonata da Gabriele Giovenco, conclusione potentissima che finisce sul palo dopo la deviazione di Marino, ma passa meno di un minuto, ancora Giovenco capitano per l'assenza dal primo minuto di Giampiero Clemente, conclusione ancora col destro, ancora sul palo, questa volta a Marino battuto. L'ultima occasione del primo tempo ce l'ha proprio il Resuttana San Lorenzo con questo colpo di testa di Vignone respinto da Marino, e poi si va tutti negli spogliatoi sul 3-0 in favore della Don Carlo, una Don Carlo che parte forte nel secondo tempo con la discesa di Giacomo Fricano che si prende tutta la fascia per la palla recuperata da Manfred, messa al centro per il tiro di Lucera che si perde fuori, ma poi Lucera serve l'assist a Federico Sino, il break del centrocampista classe 2004 che arriva in area e poi con una rasoiata di destro batte Compagno. 8 minuti di gioco, 4-0 Don Carlo, segna Sino, secondo gol in campionato per lui contro la squadra che l'anno scorso l'ha visto protagonista nel campionato riservato agli juniores. È partita ormai praticamente chiusa, dall'altra parte entra anche Giampiero Clemente, ma Resuttana che si affida ad altre armi. Qui conclusione di Pucci dalla distanza con palla che si perde sopra la traversa, poi il break di Danilo Ambro che vede Federico Matera appena entrato in campo, il numero 17 della Don Carlo, se la porta sul destro, la fa girare, scavalcato Compagno ma scavalcata anche la traversa, poi entra anche Piero Concialdi che prova a prendersi la scena alla sua maniera sgroppata, poi la sterzata sul sinistro, la conclusione dal limite dell'area e per poco non fa saltare il banco Piero Concialdi che poi ci riprova 2 minuti dopo su calcio di punizione. La parabola è perfetta, ma è bravissimo Nanni Compagno a mettere il pallone in calcio d'angolo. Si risveglia dall'altra parte il Resuttana con questo scambio tra Gallo e Giovenco. Proprio Gallo mette al centro il pallone, salvataggio decisivo di Simone Giuliano. Siamo 8 minuti alla fine, la virata di Concialdi che poi sterza su una banconota da 5 euro e riesce a metterla là dove Compagno non può arrivare. Torna al gol Piero Concialdi, 5-0 a 8 dalla fine, suggella e sigilla il ritorno alla vittoria della Don Carlo Misilmeri che poi nel finale lascia un paio di palle gol. Qui è ghiottissima quella capitata sui piedi di Giampiero Clemente che da 2 passi sbaglia il tap-in più facile forse della sua carriera. Un minuto dopo ancora Giovenco, palla sulla destra, ancora per Giampiero Clemente che si porta dall'altra parte, bravo questa volta nell'uscita a valanga Simone Marino. Rimane inviolata la porta della Don Carlo Misilmeri che dopo questo rinvio sente i 3 fischi, vede arrivare una bella vittoria contro il Resuttana San Lorenzo che ora rischia seriamente. Da Sportisiri è tutto, alla prossima. Siamo in diretta dal centro sportivo Boncore per il secondo tempo di Galilei Fada 1-1 dopo i primi 35 minuti per questa gara valida per la 16ª giornata del girone B palermitano del campionato provinciale giovanissimi Under 14 e che vede l'inizio del secondo tempo. Non ci sono stati movimenti in panchina per le squadre, quindi stessi 22 che hanno iniziato e finito la prima frazione. Dunque per il Galilei in porta c'è Radicelli, poi in difesa a destra Mantaloni con il numero 15. Quando mancava l'assistente lato Fada. La formazione del Galilei con Radicelli in porta, in difesa a destra Maddaloni, i centrali Saladino e Baroncini, a sinistra Brusca. In mezzo al campo agiscono Lo Cicero e Schimmenti con la corsa sugli esterni di Ferrera
e Rubino. Un po' più avanti giocano Catanzaro e Cascio. Dall'altra parte risponde il Fada con Meli in porta, linea difensiva con Bargione a destra, Di Noto a sinistra, Fascella e Benigno centrali. In mezzo al campo Alaimo con Raffadale, poco più avanti Corea. Sugli esterni attacco La Cara a destra, Ingrassia a sinistra, punta centrale D'Amico. Intanto calcio d'angolo subito per il Galilei con la palla scodellata al centro, l'uscita di Meli. Qui D'Amico riesce nell'aggancio ma non a tenere il pallone, fa buona guardia Maddaloni. Poi Baroncini, controllo, spara alla porta di Rubino che cerca di liberarsi, cerca e trova il movimento di Catanzaro, fermato però. Alimenta l'azione lo Cicero, poi palla per l'avanzata subito stoppata. Attenzione alla corsa di D'Amico, fuori gioco però. Allora calcio di punizione. Soltanto due elementi a disposizione di mister Giovanni Oddo in panchina, ovvero sia Barone e Livecchi. Dall'altra parte mister Giacalone porta con sé in panchina diversi uomini, come il secondo portiere Trinca, poi Brusà, Rizzuto, Ribaudo, Petrone, Guarino, La Barbera e Tarantino. Guarda ancora una volta, terzultimo turno di campionato che si chiude oggi. Intanto abbiamo seguito un'altra gara di questa 16ª giornata, ossia quella vinta dall'Academy Ribolla sul campo del Borgonuovo. Fada che per quanto riguarda la squadra mister Giacalone ha ancora una partita da giocare contro l'avversario di turno del 25 di marzo. Qui intanto Cascio, inclusione centrale, è debole, bloccata da Meli, si muove qualcosa su entrambe le panchine, quindi a breve potrebbero arrivare anche i primi cambi. Qui D'Amico, col controllo che non riesce, bravo ad aggirarlo Saladino. Poi ricomincia all'indietro dal portiere Radicelli, totalmente incolpevole in occasione del gol del pareggio di Alaimo, graziato dai Legni, colpiti prima da Corea, poi da Ingrassia, entrambi sul parziale, anzi il primo sul parziale di 0-0, l'altro sul parziale di 1-0. Sempre sull'1-0 era arrivata una palla gol per D'Amico, mentre poco dopo aver trovato il vantaggio il Galilei aveva anche sfiorato il raddoppio con Rubino. Conclusione dall'alto verso il basso, forte, che ha sfiorato la traversa. Qui non riesce a controllare Schimmenti, pallone allontanato da Benigno, dove però c'è il solo Lo Cicero che sbaglia il tocco. Allora Corea per la corsa di La Cara, la posizione è regolare, viene però chiuso dall'intervento vincente di Saladino che protegge l'uscita di Radicelli. Lo Cicero, palla in avanti, intercettata da Raffadale che regala una rimessa in zona d'attacco al Galilei. Superati i primi 5 minuti del secondo tempo, qui cerca l'incursione Catanzaro, viene fermato da Benigno che spazza, poi Lo Cicero in qualche modo la gioca, non trova il controllo Rubino, ancora Lo Cicero che palleggia ed evita un paio di avversari. Lo Cicero lato sinistro, il cross allontana Fascella e può lanciare l'azione di D'Amico. D'Amico avanza, il movimento di Ingrassia, viene chiuso però D'Amico, poi Schimmenti spalla alla porta contro Alaimo, alla meglio lui, chiusura ottima di Di Noto, poi Cascio riesce a passare in mezzo a due, palla in profondità per Rubino, chiuso da Bargione. C'è anche l'uscita di Meli che poi batte lungo
Non riesce questa volta l'aggancio ad Amico. Ha provato ad arrivare Ingrassia. Baroncini alleggerisce in maniera un po' rischiosa. Ingrassia insieme con la palla, la trova. La Cara riesce a dribblare. La Cara, palla sul sinistro. Debole il suo tiro. Palla fuori. Cambia qualcosa. È il primo a cambiare mister Giacalone. Esce Bargione ed esce anche la Cara. Cambia tutta la banda destra il tecnico del Fada. Che getta nella mischia Tarantino con la maglia numero 14 e Ribaudo con la maglia numero 15. Tarantino che si va a piazzare al centro della difesa con Benigno che passa nello spot di terzino destro. Spot invece di ala destra per Alessio Ribaudo. Portatelo. Saladino, battuta lunga, intervento di Raffadale, poi Alaimo, la rilancia, si disinteressa della palla d'Amico, che aveva fatto bene a disinteressarsi della palla perché era in fuorigioco, non se n'è accorto, però Ribaudo. Benigno, forse smanacciato, sì, colpo fortuito, ma pur sempre colpo c'è stato da parte di Rubino. Punizione. Punizione. Intervento di Lo Cicero, poi Rubino passa dal centro, chiude Raffadale che poi calcia lontano, in fuorigioco d'Amico. L'arbitro se ne accorge, gioca troppo spesso oltre la linea difensiva d'Amico. Tanto finisce la partita di Ferrera, al suo posto Barone con la maglia numero 2. Battuta della punizione affidata ancora a Saladino. Scavalcato Cascio che subisce la trattenuta di Tarantino. E allora calcio di punizione per il Galilei. Sulla palla si è portato ancora Saladino che prende una rincorsa che lascia pensare anche ad una conclusione. Siamo a circa 40 metri dalla porta. Chiaramente ragazzi dotati di buon calcio sono stuzzicati dall'idea di provarci. Addirittura 4 in barriera per Meli, infatti non si fida. C'è fischio all'arbitro, batte Saladino che infatti va in porta, però la palla rimbalza davanti a Meli che la vede arrivare e la blocca. Palla lunga che cade davanti a Brusca e a Saladino che la deve spazzare. Rubino non controlla, buono qui l'intervento di Benigno. Poi Corea fermato proprio da Rubino che cerca di passare. Ancora Corea la meglio, dribbla un avversario, altro dribbling. Corea può andare, si è liberato il varco. Corea perde quasi il pallone per un attimo, riesce a calciare, ma è bravissimo a opporsi Radicelli. E qui Corea ha trovato un'autostrada davanti, anche un po' sfortunato per una parte di terreno che lo ha rallentato, ma calcio d'angolo per il Fada che torna a farsi sentire. Qui batte dalla bandierina, smanaccia Radicelli
Poi arriva ancora alle parti di Alaimo, 2 volte interviene, poi Cascio, D'Amico la rigira, dove però c'è Barone, si lotta al limite dell'area, poi cerca di uscire palla al piede piano piano il Galilei con questa corsa in avanti di Schimmenti. Schimmenti può andare sul fondo, mette al centro, però non riesce a indirizzare verso la porta. Pallone che si spegne oltre la linea di fondo. Seconda palla gol di una certa rilevanza in partita per Corea, che sta un po' facendo a pugni con la partita, a dire la verità, non riesce ad incidere, si è colpito una traversa, però questa è una palla gol che ci ha abituato, soprattutto per difficoltà, a mandare a bersaglio. Abbiamo visto segnare gol ben più difficili di questo. Intanto va a conquistarsi un buon calcio di punizione. Il contrasto con Rubino. Un duello tra numeri 10 che per il momento non vede un vincitore, considerando che anche Rubino non sta riuscendo a incidere più di tanto. Anche lui ha avuto un'occasione nel primo tempo. Tanto calcio di punizione se ne occupa Benigno, che calcia addosso a un avversario. Tarantino allarga all'ultimo istante, ma lo fa bene per Di Noto. Ingrassia non riesce a controllarla, allora ha spazio per la ripartenza del Galilei. Con il servizio di Schimmenti per la corsa di Cascio, posizione regolare, Cascio entra in area, Cascio, bravissimo Meli ad opporsi, ma ancora attacco vivo per il Galilei. Cascio questa volta col cross, sforbiciata di Rubino, blocca Meli che imita il collega Radicelli, gran parata anche per lui in un 1 contro 1 con l'altro grande protagonista di questa partita, ovvero sia Cascio. D'Amico scatta questa volta in posizione regolare, lo rimonta Saladino che gliela mette fuori. Rimessa Fada, adesso partita che si accende, situazione molto simile a quella che abbiamo visto qualche minuto fa con Corea. Cascio non è stato da meno rispetto al suo avversario dall'altra parte, qui un po' ingenuo Ribaudo che riceve palla in fuorigioco togliendola dalla disponibilità di D'Amico, che era forse in posizione regolare. 13 minuti 38 secondi nel secondo tempo, alza il pressing il Fada, Saladino la gioca, riesce ad uscire bene il Galilei con Lo Cicero, il tocco, poi Maddaloni non bene neanche Di Noto, chiude Tarantino, poi tocco di Alaimo. Schimmenti prova a puntare, Schimmenti passata al centro, poi di prima Barone cerca, poi ancora Cascio in area di rigore, Cascio ancora tu per tu con Meli, questa volta non perdona Cascio, doppietta del numero 8 del Galilei che torna a condurre nel punteggio. Una volta si sbaglia, la seconda volta no, e allora ancora una volta quasi al quarto d'ora come nel primo tempo segna sempre Flavio Cascio. Scattato nuovamente bene sul filo del fuorigioco il numero 8 come un paio di minuti fa, questa volta mortifero davanti a Meli, incolpevole nella circostanza. E 2-1 Galilei con il Fada che intanto opera il cambio, entra Petrone, c'è l'uscita di Fascella. Adesso con l'ingresso di Petrone e anche con un altro ingresso dalla panchina, che Petrone prende il posto di Alaimo. È uscito anche Capitan Fascella.
Qui intanto subito D'Amico calcia ma non trova la porta, o meglio trova la porta, trova la parata del portiere, è entrato la Barbera. Squadra un po' più a trazione anteriore, adesso gioca Raffadale da centrale difensivo accanto a Tarantino. Qui buona palla recuperata intanto, chiude però la difesa del Galilei che cerca di ripartire, chiude Petrone, cerca di tenerla in campo e ci riesce. Benigno, la giocata centrale, trova però l'intervento di Lo Cicero. Lo Cicero con la palla scodellata in avanti, colpo di testa di Cascio che si libera, Cascio sopra la traversa, la conclusione di destro del numero 8 che stava per segnare il gol della tripletta, ma anche il gol del 3-1. Sono ancora 18 minuti da giocare. Qui Saladino, trattenuto da D'Amico, riesce a tenere palla. Saladino che si rifugia da Radicelli. Radicelli rischia con questo tocco, attenzione a questa giocata rischiosa ma che alla fine si rivela efficace per il Galilei. Schimmenti però non controlla, Ingrassia sbaglia il tocco, controlla per centrocampo Raffadale, fermato. Un po' di confusione e alla fine fallo laterale. Adesso la nuova disposizione difensiva del Fada. Con Ingrassia che è tornato a fare il terzino. Con Di Noto che fa il laterale a destra in difesa. I centrali sono Tarantino e Benigno. Chiaramente una formazione più offensiva, soprattutto in virtù proprio di questa nuova sistemazione con Ingrassia che gioca quasi a tutta fascia. Ancora rimessa per il Fada, se ne occupa Ingrassia che ha ereditato la fascia di capitano da Fascelli. Schimenti, Benigno intercetta e può anche rilanciare la palla in avanti. Corea in posizione regolare, esce Radicelli, poi Di Noto, duello con Rubino, fallo di mano di Rubino, punizione. Petrone riesce a passare in mezzo a due, subisce una carica, altra punizione. Se ne vuole incaricare Corea che dice a Petrone di andare in area a saltare. E adesso a 16 minuti alla fine vale tutto. Quindi anche i palloni scagliati verso l'area. Corea deve indietreggiare però. Fischia l'arbitro. La battuta di Corea che arriva fino alla porta, non la centra però. Allora può andare dalle retrovie Saladino, battuta lunga, Cascio prova a tenerla, la scarica su Rubino che poi fa viaggiare dall'altra parte Catanzaro, tutto di prima con la palla che arriva ancora dalle parti di Rubino anticipato, poi Cascio lontano dalla porta questa volta, Barone finta il tiro, lo esegue adesso, colpisce in pieno Tarantino, poi in qualche modo prova a lottare ma senza conquistare il pallone la Barbera. Ci pensa Ingrassia che trova Corea, colpo di tacco un po' ingenuo, allora palla a Schimmenti, fermato senza fronzoli da Tarantino. Ultimo quarto d'ora in corso. Rimessa per Schimmenti, cambio rimessa. Direttore di gara inflessibile. Ci ha chiamato almeno 7-8 cambi rimessa.
Qui male la Barbera che cerca un colpo di tacco abbastanza fine a se stesso. Poi D'Amico con la solita spinta, fermato da Maddaloni. Ingrassia andrà con la battuta più lunga che può con le mani. Invece ricomincia da Tarantino. Ancora Ingrassia. Centralmente controllo di Raffatale che poi calcia in avanti, trovando solo Radicelli. Battuta del numero 1 dell'FC Galilei. Colpo di testa di Raffatale su Ingrassia che sbaglia anche in malo modo. Cascio, controllo che toglie la palla alla disponibilità di Rubino. Di Noto, l'anticipo di Brusca, altra rimessa per il Fada. Adesso saranno 13 minuti e mezzo più recupero di sofferenza per il Galilei, perché il Fada vuole quantomeno pareggiarla, vuole tenere vivo ogni discorso di chissà, anche riavvicinamento a quel secondo posto attualmente occupato dal Sant'Ernesto, e che per il momento, visto il risultato che sta maturando qui, vede il Galilei a una sola lunghezza, e considerando che la squadra di Oddo ha già riposato per questo girone di ritorno, si tratta di un biglietto da visita molto interessante in vista degli ultimi 140 minuti. Intanto c'è un cambio, c'è l'uscita di Catanzaro, entra Livecchi. Rimessa battuta da Brusca, colpo di testa in due tempi di Petrone, poi D'Amico anticipato, interviene lo Cicero, Barone anticipato da Corea con le sue lunghe leve, prova a correre la Barbera, lo accompagna Ingrassia, lo accompagna Corea, insegue il pallone il numero 11 che lo tiene in campo, propone al centro dove non ci sono maglie blu, e allora lo Cicero la fa uscire, tocco per Schimmenti. Avanza il numero 7 del Galilei che cerca la palla in profondità. Azione fotocopia, quella è il 2-1 con Cascio che si imbola verso l'area. Cascio questa volta da uno sguardo al centro dove c'è Livecchi, traversa. E poi addosso a Meli. Sfortunato due volte qui Livecchi, perché prima ha colpito la traversa a botta sicura, poi la palla è carambolata su Meli, il quale non se ne è accorto, ma soprattutto stava per cacciarsela dentro, un po' come è successo ad esempio un paio di settimane fa in Milan-Atalanta con Musso. Ma questa volta decisamente più fortunato il portiere del Fata, ad un passo al terreno il Galilei che batte il calcio d'angolo. Palla che passa per vie centrali, sorvola la traversa Schimmenti e torna a farsi vivo il Galilei, quasi a voler ulteriormente legittimare il risultato che stava maturando. Quando mancano 11 minuti più recupero, resta in linea di galleggiamento il Fada, qui con il rinvio di Meli per la testa di Barone, poi Schimmenti fermato da Raffatale, poi ancora Schimmenti che ci crede di più del suo avversario, tocco per Cascio, Cascio in area fermato, la Barbera, controllo, poi palla ancora per la Barbera, fermato da Barone, rimessa Fada che torna in avanti. D'Amico, colpo di testa, poi non riesce ad evitare il fallo laterale il Galilei. Ingrassia con le mani, cerca Corea, non lo trova, poi arriva Petrone anticipato da Livecchi, alla fine non controlla Schimmenti, anche un po' stanco il numero 7 che ha giocato una gran partita, soprattutto di grande sacrificio. Corea la propone al centro, Radicelli. Controllo di Cascio che però favorisce Raffatale. Petrone prova a passare, lo chiudono, allora Di Noto è in fuorigioco D'Amico, non lo era forse Corea. Tanto cambio per il Fada.
C'è l'uscita di Raffadale e l'ingresso di Brusa, numero 13. Cambia ancora la disposizione in campo dei suoi elementi mister Giacalone, con Ribaudo che passa a sinistra, a destra giocherà il nuovo entrato. Intanto c'è una rimessa per il Galilei. Rimessa di Schimmenti a cercare Barone. Ingrassia prova a scortare la palla, ma Barone sembra avere un guizzo, riesce a metterla in mezzo. La palla però è uscita prima del cross di Barone, sul quale Meli comunque si era opposto. Anzi, l'arbitro ha fischiato un fallo contro Andrea Barone. Intanto prova a passare il Fada in uscita, viene però fermato, si continua a giocare. C'è il tiro, Meli si oppone a Rubino, poi c'è la ribattuta vincente e la rete del 3-1. Questa volta Livecchi riesce a metterla dentro, è il gol del 3-1 e adesso l'FC Galilei inizia a intravedere lo striscione del traguardo. 8 più recupero e per la prima volta la squadra di Oddo si porta sul +2 con la rete di Alberto Livecchi. Lesto a mettere in rete dopo la respinta di Meli sul tiro di Rubino. Intanto qualche piccolo problema credo per Benigno. Gol pesantissimo questo di Livecchi, che qualche minuto fa aveva colpito una clamorosa traversa. Flavio a Rubino. Si può riprendere a giocare, 6,5 più recupero che potrebbe anche essere corposo, considerando che anche dopo il gol il gioco è rimasto fermo per più di un minuto. Vedremo ovviamente quale sarà l'opposizione che il Fada proverà a porre per cercare di raddrizzare la partita, anche se il tempo è davvero poco. Corea allunga la falcata, commette fallo secondo l'arbitro. Fallo fischiato contro Maddaloni, anzi in favore ovviamente di Maddaloni. Dubbia questa chiamata. La battuta di Saladino prolunga Barone verso Cascio che la gira ma non trova Schimmenti. Fallo laterale sul quale interviene Maddaloni, poi palleggia di testa Petrone. La Barbera, il tocco per Ribaudo che la tiene in campo. Ribaudo passa dal centro, interviene Corea, il break centrale, Corea ancora, Corea! Lo slalom di Corea, 3-2, riapre la partita da solo il numero 10 del Fada con un gol dei suoi, gol che a 5 dalla fine riporta vicino alla linea di galleggiamento la squadra di mister Giacalone. Gran gol. Bravo, caparbio e fortunato Mattia Corea, che poi suona la carica, prova a mettersi la squadra sulle spalle.
Direttore di gara che fa ripetere anche il calcio di ripresa del gioco. Baroncini, palla per Saladino, 4 da giocare più recupero qui al Boncore, partita molto divertente, come si vede già dal punteggio, ma chi l'ha seguita all'inizio sa quante palle gol, quante emozioni ci sono state. Squadre che, come ho già detto in presentazione della gara, hanno le ultimissime chance intanto per qualificarsi ai playoff, poi anche per stabilire la miglior posizione possibile. C'è ancora in ballo il secondo posto in un girone reso sicuramente equilibrato anche dal fatto che l'Academy Ribolla le ha praticamente vinte tutte, 14 su 14, e di conseguenza le altre a spartirsi il bottino. Qui intanto Rubino si mangia un potenziale match point, visto che mancano poco più di 3 minuti. Era tutto regolare, non era fuori gioco, e dunque ancora più grave, se possibile, la mancata trasformazione da parte di Giulio Rubino, forse anche lui un po' stanco, che la partita è stata intensa. Ingrassia colpisce in pieno Barone, poi Corea evita il numero 2 avversario e si lancia in avanti. Ancora Corea, palla per D'Amico che cerca la sponda, la palla gli rimane sul piede, allora ancora D'Amico, prova a passare, vince il rimpallo, D'Amico al centro, Corea il controllo, ancora Corea il dribbling, fermato però, poi Ribaudo cerca di riciclarla, viene fermato, conclusione di Petrone, ma c'è stato il fallo. Ribaudo nel tentativo di calciare ha colpito in pieno Barone. Problema per Barone, che ha accusato il colpo. Ovviamente Petrone stava, anzi Ribaudo stava per calciare, ha messo prima il piede il numero 2 e si rialza. Nulla di grave, almeno per lui in apparenza. 100 secondi alla fine, poi recupero che il direttore di gara sembra aver promesso anche particolarmente corposo, con Barone chiaramente costretto a norma di regolamento a lasciare il campo. Con Saladino che batte lungo, più lungo che può. Cascio controlla, Raffadale sul rimbalzo la prende, poi lancia in avanti alla ricerca di Ribaudo che arriva. Ribaudo calcia male. Qui anche l'incoraggiamento di Corea. Siamo all'ultimo giro di lancette, poi il recupero sulla spinta di Rubino, sì, calcio di punizione. E si rimane allora nella metà campo avversaria, 30 secondi, poi recupero. Vedremo anche a quanto ammonterà il recupero. Qui Corea che dà indicazioni a tutti, adesso alla Barbera. Ma occhio alla battuta, se ne occuperà Ingrassia che ha il calcio lungo, vedremo se cercherà anche la beffa andando verso la porta. Tutto il Galilei, a eccezione di Cascio, è nella metà campo o a ridosso della stessa. Sono invece 8 i giocatori. No, però la palla è ferma, non può ammonire. Oh, la palla è ferma! La palla è ferma! Intanto giallo per Lo Cicero. La palla è ferma e la ammonisci, ma che cavolo! Regolamento! Ovviamente l'osservato speciale è Corea, che è marcato proprio da Lo Cicero. Intanto il gioco è fermo già da
un minuto. C'è il fischio adesso, parte Ingrassia, batte lungo, calcio di rigore per il Fada, la trattenuta di Livecchi e il direttore di gara non ha avuto dubbi. Del resto tante le trattenute già prima della battuta, tutto il Galilei a protestare, ma decisione che a mio parere è ineccepibile, perché dopo il fischio, dopo la battuta di Ingrassia c'è stata la trattenuta di Livecchi e allora tiro dagli 11 metri e chi se non Corea può andare alla battuta. È opportunità molto importante adesso per il numero 10 che ancora una volta si rivela fondamentale, prezioso per la sua squadra. Direttore di gara che dà le indicazioni a Radicelli su come si sta tra i pali per un calcio di rigore. Corea contro Radicelli, fischia l'arbitro, la rincorsa lenta di Corea che va con il destro, spiazzato Radicelli, 3 pari al Boncore, l'esultanza di Mattia Corea che ancora una volta è fondamentale per il Fada. Esultanza dei ragazzi di mister Giacalone, 2 minuti oltre il 70esimo, direttore di gara che forse non ha neanche indicato il recupero, mentre continuano le proteste di Livecchi e di Baroncini, anche di Saladino all'indirizzo del direttore di gara. Però ripeto, vista dall'alto già c'era stato un piccolo avvertimento con l'ammonizione allo Cicero, le trattenute sono continuate, direttore di gara che non ha voluto soprassedere su quella di Livecchi ai danni di Brusà. Intanto Cascio si invola verso l'area, l'arbitro fischia contro l'autore dei primi 2 gol del Fada. Dicero cose sbagliatissime. Ha fatto 2 cose sbagliate. Prima la palla è ferma e non lo può ammonire, perché la palla è ferma. Tanto è rimasto a terra Tarantino. E adesso il Fada, che addirittura ovviamente tempo e cronometro alla mano, potrebbe avere la clamorosa idea di andare all'assalto della vittoria che sembrava in pugno per il Galilei sul 3-1. Poi l'incursione di Corea e l'ingenuità di Livecchi hanno portato la situazione in parità. Proprio Livecchi che prova a riscattarsi, guadagna calcio d'angolo e adesso partita totalmente impazzita e fuori controllo. Siamo quasi allo scadere del 4º minuto di recupero, partita che di fatto dal 69-30 fino alla trasformazione del rigore, quindi allo scadere del 3º minuto di recupero, è stata ferma. Tra la battuta della punizione, le proteste, la battuta del rigore, vedremo ovviamente fino a quanto si estenderà il match che si preannunciava equilibrato lo è stato, anche se ci sono state delle mini fasi di gara favorevoli all'una o all'altra squadra, sia nel primo che nel secondo tempo. Occhio al calcio d'angolo, pallone ancora messo fuori da Petrone, altro tentativo dalla bandierina per l'FC Galilei. Ancora con Schimmenti, se ho visto bene il direttore di gara ha indicato un altro minuto di recupero, quindi si arriverà al 76esimo. Schimmenti dalla bandierina, battuta a rientrare, secondo palo, arriva Saladino che sbaglia da pochi passi, era battuto Meli, ha avuto la palla del 4-3, il capitano del Galilei è entrato con i tempi perfetti sul secondo palo. Qui recupera palla lo Cicero, scambio che non riesce con Cascio, allora attenzione a D'Amico che prova a metterla giù, Saladino fa buona guardia, ancora D'Amico a lottare e a riconquistare, poi ancora D'Amico e prova a passare, lo stende Saladino, punizione
E giallo per il capitano del Galilei. Ho appena finito di raccontare una pallagol gigantesca per la squadra biancorossa. E adesso occhio a questa punizione, perché potrebbe anche essere l'ultimo tentativo di una partita completamente fuori controllo. Scade il minuto aggiuntivo, ma visto che il fallo è avvenuto entro il recupero, l'arbitro chiaramente lo farà battere. E adesso ovviamente attenzione anche alle mani, perché sono state la discriminante degli ultimi 7-8 minuti di partita. Perché ricordiamo che tutto è nato da una sbracciata ai danni di Di Noto, che ha portato a una punizione in favore del Fada, dalla quale punizione è arrivata poi anche la battuta del calcio di rigore di Corea. Fischia l'arbitro per la punizione, parte Ingrassia, tocco della barriera, Radicelli blocca, direttore di gara che guarda il cronometro e pone fine a una bellissima partita che finisce 3-3. Galilei che spreca 2 gol di vantaggio ottenuti grazie alla doppietta di Cascio, alla rete di Rivecchi. Fada che dopo aver pareggiato nel primo tempo con Alema e essere andato sotto è stato trascinato dal solito Corea, prima con una grande incursione per i piedi centrali, poi con la freddezza nella trasformazione del calcio di rigore, e quindi finisce con il punteggio di FC Galilei 3, Fada Football Club 3. Questa gara valida per la 16ª giornata del girone B palermitano del campionato provinciale Under 14. Questa partita qui al campo sportivo Boncore di Palermo. Da parte mia, da tutta la redazione di Sportisili, un ringraziamento, un saluto a chi ci ha seguito. Ricordiamo di iscrivervi al canale YouTube di Sportisili per non perdervi neanche un contenuto. Ovviamente seguiteci sui social, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e sul sito www.sportisili.it per non perdervi neanche una notizia sullo sport siciliano a